per x e y. Adesso questo lo vogliamo mettere a 0, 0, per cui dovremmo prendere qui il bando, se non funziona fare poi giri, no? Non so se per prima creare una tabella estendendo i table di controllo. Allora, volevo un attimo fare un altro passaggio. C'è anche un motivo per cui lo vorrei fare. Allora, ok. Adesso non mi ricordo mai se data sul se vuoi quello che fa sia delineato che da data source e source. Ok. Quindi praticamente noi dobbiamo far altro di dire a questa classe: guarda, ci sarà un'altra classe che ti fornisce in qualche modo i dati o altri tipi di logiche. Quindi creiamo un'altra classe, un nuovo file qui sotto, come vedete voi. È già una forma di è bidirezionale, non direzionale. Serve soltanto a generare solo il spazio. Sì. Veramente mi richiede insomma scrivere un pagino diverso lì. Qua adesso non mi ricordo benissimo se si può allungare anche il numero